1975 il Sud. Quella che gli americani definiscono la caduta di Saigon viene salutata dai vietnamiti come la liberazione della loro capitale. 30 aprile 1982. Pio La Torre viene ucciso a colpi di proiettile insieme a Rosario Di Salvo nella sua auto. La Torre si era battuto per l'approvazione della legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e per quella sulla confisca dei beni ai mafiosi. Per l'omicidio di Pio La Torre, il 12 gennaio 2007, sono condannati 9 boss mafiosi, fra cui Riina e Provenzano. Buongiorno, apriamo questa edizione del TG3 ore 13 per una notizia da Palermo, dove questa mattina si è verificato un gravissimo episodio. L'onorevole Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista in Sicilia, deputato nazionale, membro della direzione del partito, è stato assassinato questa mattina. Insieme a lui è caduto il suo autista Rosario Di Salvo. L'agguato mortale è stato compiuto poco dopo le 9 nei pressi della caserma Turba, alla periferia estrema della città. Poco lontano, in corso Calatafimi, c'è la sede del Comitato regionale del Partito Comunista. L'uomo politico si stava recando presso una sezione giovanile. Le fasi dell'agguato: l'onorevole La Torre si trovava insieme all'autista a bordo di una 132 alla quale si è affiancata a un certo momento una Ritmo. La Ritmo ha bloccato la 132, ne è sceso un killer, sembra che il comando di morte fosse formato da 4 o 5 persone e questo killer ha cominciato a sparare contro l'uomo politico e contro l'autista. L'arma che ha ucciso sarebbe un mitra Thompson, calibro 45, forse dello stesso tipo di quello usato per l'assassinio del magistrato Cesare Terranova. L'autista dell'onorevole La Torre ha tentato una reazione con la sua calibro 38 e è riuscito a esplodere 4 colpi. A terra la scientifica ha contato 26 bossoli fatti esplodere dal mitra Thompson e i 4 bossoli della calibro 38 usata dall'autista dell'onorevole La Torre in un disperato tentativo di difesa. Sul posto sono immediatamente accorse pattuglie di polizie e carabinieri, mentre tutta la città veniva ed è tuttora sorvolata da elicotteri. Numerosi i posti di blocco istituiti in entrata e in uscita dalla città. Mentre trasmettiamo, è in corso in piazza Massimo una grossa manifestazione spontanea di protesta. Vi partecipano sindacalisti, operai, studenti. La città è sgomenta, turbata. Più volte, nei lunghi anni della sua militanza politica, Pio La Torre era intervenuto sui temi di maggiore crisi del paese.